Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, ieri vi avevo chiesto, per festeggiare insieme il raggiungimento dei 50.000 iscritti, di commentare sotto il video. Avete risposto in tantissimi. Essenzialmente che cosa succedeva? Era un piccolo contest dove avrei pescato in maniera casuale il vincitore che avrebbe vinto un mese di abbonamento gratuito alla nostra accademia di scacchi, e il vincitore è Giovanni Leonzi. Complimenti Giovanni, vai su mattoscacco.com, nella pagina contattaci, scrivici che ti spiegheremo come ottenere il tuo bonus. Se Giovanni non dovesse scriverci, sorteggerò un altro nome fra quelli ovviamente che hanno commentato nel video di ieri. Ma oggi andiamo a vedere quest'altra trappola, ancora sempre nella difesa francese. La difesa francese non finisce mai di stupirci, ragazzi, è ricca di contenuti e di risorse. Andiamo a vedere quali sono le mosse che portano a questa difesa. Ovviamente E4 e 6, D4 con controllo su case centrali, D5, eccola qui la bellissima francese, cavallo C3, mantenendo il proprio pedone, e infatti cattura. Questa sembra quasi una sorta di siciliana un pochettino spostata. Cavallo F6, minacciando subito il nostro cavallo, che si dice che è un cavallo, è un pezzo sospeso, cioè non è difeso momentaneamente da nessun altro pezzo. Allora ci sono tre possibilità quando c'è un nostro pezzo attaccato: o catturiamo il pezzo dell'avversario, o ci andiamo a spostare dalla casa d'attacco, o andiamo a difendere il nostro cavallo. Ti faccio vedere le varie possibilità. Noi prenderemo in considerazione la cattura. Ti faccio vedere alfiere D3. Sembra una mossa strana, vero? Perché alfiere D3? Alfiere D3 toglie la comunicazione della nostra donna sul pedone. Riesci a capire perché comunque la donna avversaria non può catturare questo pedone? Ti lascio 5 secondi per pensarci. Se la donna nera dovesse mai catturare questo pedone, c'è ovviamente il bellissimo scacco su B5, scacco al re, bisogna prendere provvedimenti, ma allo stesso tempo c'è anche la donna sotto. Quindi l'unico modo per evitare di perdere la donna così casualmente sarebbe quella di ritirarsi sul D7, ma comunque la si perde in cambio di un alfiere e il bianco sta molto bene. Quindi anche alfiere D3 è un'ipotesi da prendere in considerazione, ma non tanto per cercare di far cascare. Vedete ragazzi, il ragionamento non è che faccio questa mossa così se il nero ci casca io vinco. Faccio questa mossa perché comunque è una buona mossa di sviluppo. L'alfiere in D3 sta benissimo, in C4 non avrebbe grandi prospettive data questa struttura di pedoni molto forte. In B5 sarebbe una grande cavolata perché il nostro avversario riuscirebbe subito a spostare C6, coprirebbe lo scacco e noi saremmo costretti ad andare via. In E2 è una mossa un po' passiva, dunque D3 rimane la posizione migliore per questo alfiere. Ma noi non vedremo questa variante, come ti ho già detto. La variante che vediamo noi è quella del cambio sul cavallo. Adesso cattureresti di pedone o cattureresti di donna? Dimmi un po'. Ovviamente si cattura di donna. Questo tipo di impedonatura è possibile, assolutamente possibile. Come al solito apre la torre su colonna G, che attaccherà poi sulla rocca avversario, apre la diagonale all'alfiere che può attaccare anche in questo modo. Questi pedoni sono sì deboli ma allo stesso tempo forti, perché guarda che bellissime case controllano. Però insomma bisogna saperci giocare, come tutte le cose è possibile, però sicuramente la più tranquilla e anche armoniosa è donna F6. Donna F6, la donna qui è piazzata benissimo, il bianco non ha più il cavallo in B. Ecco, vedi, quando si gioca il matto del barbiere, perché donna F3 subito non funziona? Perché il nostro avversario spesso ha il cavallo che può andare a romperci le scatole. Dato che la nostra donna non controlla più la casa C7, il cavallo avversario è molto forte per giocare sull'ala opposta. Dato che il bianco non ha più il cavallo opposto, il nero si sente tranquillo di piazzare la donna in F6, tanto dall'altro lato non succede nulla.
L'unica cosa che può succedere, come ti dicevo, lo scacco in B5 che è facilmente parabile. La donna bianca non può uscire lungo questa diagonale di 1 a 4 perché c'è il pedone in C2, dunque il nero si sente veramente in una botte di ferro e la donna in F6 in questo caso sta veramente molto bene. Come vedi la donna fa pressione sia su D4 che su F2, che sappiamo essere uno dei punti cruciali del nostro schieramento, che di quello avversario, ovviamente F7. Cavallo F3, una mossa che serve sia a bloccare l'attacco diretto su F2, sia a tenere ulteriormente D4, sia allo stesso tempo andare a supportare un alfiere in G5 che costringerebbe la donna avversaria a spostarsi da lì. Il cavallo inoltre ha anche un bellissimo avamposto su E5, molto fastidioso, ma la minaccia reale e concreta è alfiere G5. Tu dirai, ma perché alfiere G5 è una minaccia? La donna poi semplicemente non potrà spostarsi in G6 e adesso ti faccio vedere. Il nero gioca H6. Anche questa magari non lo diresti, ma è la mossa migliore. H6 è proprio una casa, il pedone H6 controlla proprio la casa G5, che è la casa famosa che ti facevo vedere prima. Altre varianti non erano assolutamente migliori e ti faccio vedere anche il perché, fra poco capirai tutto. H4, continuazione molto aggressiva. E che cosa serve H4? Serve a supportare ancora questo alfiere in G5. Ovviamente c'è in gioco una serie di inchiodature su torri dopo la serie di catture che fra poco vedremo. C5, ora la mossa che fa il nero con l'idea di andare subito a liberare il proprio alfiere camposcuro cercando di piazzarlo su una casa eccellente. A seguito del cambio l'alfiere camposcuro sarà veramente ben messo su C5 e la partita va proprio così, cattura, cattura. Ora c'è un bellissimo attacco di matto, tra l'altro, a raggi X su F2. Dunque, se il bianco mai dovesse togliere questo cavallo, il nero vince la partita. E da qui nascono le varie idee e combinazioni tattiche. Cioè, quando tu vedi che c'è una possibilità di matto su F2, tu come nero, quello che devi ragionare è: ma in che modo io riesco a spostare il cavallo da lì? Per esempio, un piano molto semplice e probabilmente non so se potrà andare a buon fine subito sarebbe quello di giocare E5 seguito da E4 costringendo a far spostare il cavallo avversario e noi diamo matto. Ovviamente bisogna sempre considerare anche le possibili risposte del nostro avversario. Esempio, su un'ipotetica E5 una semplice donna E2 blocca tutto, sia perché inchioda il pedone finché il re non arrocca, ma la donna da E2 tiene anche la casa F2 e sono finiti tutti i giochi. Però è da qui che escono fuori le idee tattiche, no? Il bianco comunque sia gioca alfiere G5. Oh, questa è molto 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 interessante. Ora, dove ti verrebbe da mettere la donna? Probabilmente ti verrebbe da metterla in F5, ti verrebbe da metterla in G6. Entrambe queste opzioni sono perdenti. Per esempio, donna G6 e purtroppo ora c'è il matto. Donna di 8, perché l'alfiere serviva a sorreggere questa donna che va a dare proprio matto in questa situazione. È incredibile. Dunque abbiamo capito che la donna avversaria non può togliersi da questa diagonale, altrimenti si prende matto. Quindi il nero è già spacciato? Non ancora, ti faccio vedere. Pedone per G5 e intanto il bianco ha sacrificato un alfiere. Pedone per G5, adesso c'è un attacco doppio, questo si chiama attacco di scoperta, cioè quando io tolgo il pedone e nello stesso tempo in cui tolgo il pedone la mia torre attacca sulla torre avversaria, ed è anche un attacco doppio perché ora c'è il pedone che attacca sulla donna, quindi il nostro avversario ora deve prendere il provvedimento e siccome può fare una mossa sola, un pezzo lo salva, l'altro probabilmente verrà perso, ma ci sono delle possibilità di chance per il nero. Alfiere B4, questa si chiama mossa intermedia, cioè il nero non mette al sicuro né la donna né la torre, ma fa una mossa intermedia, fa uno scacco che costringe ora il bianco a prendere provvedimenti. Ci sono due possibilità per il nero.
La mossa migliore è Re 2 e l'esaminiamo fra poco. Vediamo la variante probabilmente più istintiva che è C3. Su C3 riesci a capire perché non funziona, ti do anche qui 10 secondi per pensarci. Ovviamente non funziona per via del sacrificio su C3, scacco, quindi ancora mossa obbligata, B per C3, donna per C3, scacco e ora il coltello dalla parte del manico ce l'ha il nero perché attacca contemporaneamente re, quindi bisogna prendere provvedimenti, torre, ma soprattutto questa torre è difesa dal re, dalla donna, ma soprattutto quest'altra torre. Dunque questa partita qui è vinta per il bianco. Supponiamo una roba del genere per difendersi, ci sono tante possibilità da parte del nero, in primis questa. E qui il nero sta molto 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 bene. Motivo per cui su alfiere B4 non bisogna difendersi con C3, ma la difesa migliore, sembra assurdo, ma è Re in E2. Ok, non siamo più sotto scacco, ritornano le minacce su questi due pezzi, adesso il nero deve veramente fare qualcosa. E qui ora sta bene il bianco perché il nero purtroppo, ahimè, non ha mosse intermedie come donna e5 scacco perché questa casa è tenuta dal cavallo, non ha altre minacce. L'unica mossa, dato che la donna, se toglie la donna abbiamo detto che perde la torre, scacco, poi perde anche, cioè è un casino, cioè è finita per il nero. L'unica mossa meno peggio è quella di dare in sacrificio la donna sul cavallo, scacco. Ora noi catturiamo col nostro re e ora prendiamo la torre. Dunque abbiamo guadagnato la donna in cambio di un alfiere, scusami, in cambio di un cavallo e di una torre, che non è malissimo per il nero. Se non fosse che ora abbiamo un altro attacco. Ora purtroppo questo alfiere è inchiodato, se spostiamo l'alfiere perdiamo la donna, ma c'è una mossa segreta, riesci a vederla? Siamo i bianchi, ora c'è una mossa del bianco che ci farà vincere la partita. E la mossa è alfiere B5, scacco e allo stesso tempo attacco su torre. Qui il nero è costretto a difendersi, spostare il re, quel che si voglia, adesso donna per H1. Dunque ci troviamo in un finale con donna, alfiere e torre contro alfiere e torre, e questo cavallo e questo alfiere che dovrebbero riuscire a compensare la donna avversaria. La vedo un po' difficile. Va bene, spero che anche questa trappola in apertura di oggi ti sia piaciuta. Ancora sempre nella difesa francese, come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!